Mi chiamo Francesco Gennaro, ho 57 anni, abito a Rovigo, ho 3 figli, lavoro come medico ospedaliero all'ospedale civile di Rovigo, sono dermatologo e allergologo. Sono candidato nelle liste di Sinistra Ecologia e Libertà in 8ª posizione, quindi la mia è una candidatura di servizio e mi metto a disposizione del partito per la campagna elettorale. Mi batterei per il Polesine soprattutto per 2 cose. Una, l'agricoltura, che è la vocazione fondamentale del Polesine, quindi mi batterei perché ci fossero fondi europei, aiuti ai giovani imprenditori e uno sviluppo moderno dell'agricoltura. Per la seconda cosa è soprattutto per il Parco del Delta, per la sua vocazione turistica e per creare occupazione e posti di lavoro e quindi considerare il Polesine non la discarica del nord Italia, ma una vocazione imprenditoriale nel turismo. Le cose più importanti di cui l'Italia ha bisogno sono, a mio parere, una riforma istituzionale che riguarda il numero dei parlamentari, la legge elettorale che non è stata fatta fino adesso e io sarei favorevole a una legge tipo quella tedesca. Ha bisogno soprattutto di lavoro, di aiuto ai giovani e alle famiglie. Bisogna che la famiglia venga messa al primo posto e vengano aiutati sotto l'aspetto fiscale e riconoscimento della possibile armonizzazione del lavoro della donna conciliare con la famiglia. Quello che io posso promettere, perché sono sicuro di poterlo mantenere in caso di elezione, è che lavorerò in modo onesto, trasparente, fino in fondo a tutte le mie possibili capacità.